Lasciamo il sottosuolo e andiamo in superficie. Lussu nel suo messaggio richiamava più volte pastori e contadini, la grande storia agricola e zootecnica della Sardegna, una storia che ha fatto ricca per molti versi la nostra storia. E però quella storia si è evoluta e sono nati i figli di quei contadini, di quei pastori che hanno studiato, sono diventati dottori agronomi, sono diventati veterinari, sono diventati uomini che hanno saputo mettere in piedi aziende. Uno di questi è qui con noi. Io l'ho conosciuto perché è il leader di una delle più grandi organizzazioni agricole della Sardegna, ma è soprattutto un uomo che ha voluto mettere a disposizione la sua esperienza, la sua crescita, ma anche il coraggio di resistere in agricoltura, perché si può fare, lo sentirete, anche con l'agricoltura, il futuro della nostra serie. Luca Sanna, già qui con noi altre volte, ma che saluto con grande affetto. A te Luca. Buonasera a tutti, grazie a Mauro per l'opportunità di parlare a una platea così vasta e così interessata. Sì, io sono un agricoltore, vengo da una famiglia che da generazioni si occupa di agricoltura, un settore, una categoria che ha dato molto a quest'isola, che l'ha nutrita per secoli, che l'ha sostenuta dopo il primo e il secondo dopoguerra, sulle macerie della guerra e la miseria della guerra l'agricoltura ha fatto la sua parte e noi siamo orgogliosi di averla fatta allora come vogliamo farla oggi. Mauro ha anticipato il contributo dell'agricoltura alla crescita dell'isola non è stato soltanto un contributo materiale, ma è stato anche un contributo culturale. Le famiglie con grandi sforzi hanno mandato i figli a scuola, oggi sono magistrati, sono medici, sono docenti universitari e di questo siamo certamente molto orgogliosi. L'agricoltura deve riprendere il suo spazio dalla cenerentola dell'economia che è attualmente, deve ritornare al posto che le spetta, al posto che deve occupare. Io ricordo che in agricoltura sono occupate decine di migliaia di persone, che l'agricoltura rappresenta oggi l'agroindustria il 20% del PIL della nostra isola e il 20% anche dell'occupazione in questa situazione disgraziata con una disoccupazione specialmente giovanile veramente gravissima. Ma come fare perché l'agricoltura torni al centro dell'attenzione politica e si riprenda il posto che le spetta? Ci vuole una rivoluzione agricola che deve partire da quella culturale, quindi con gli agricoltori e gli imprenditori in prima fila a fare la loro parte. Le istituzioni a loro volta devono rivoluzionare il loro atteggiamento nei confronti di un settore che può dare ancora tantissimo. Noi abbiamo molto da imparare ancora da nazioni, da popoli che in stato di disagio anche peggiore del nostro, noi abbiamo l'insularità, abbiamo questa separazione dal resto del continente che ci crea tantissimi problemi, ma ci sono popoli che in situazioni anche peggiori delle nostre hanno saputo realizzare, penso a Israele, penso a altre situazioni dove l'agricoltura è stata resa fiorente con l'impegno degli uomini. Quindi noi siamo in prima fila, ci candidiamo a fare ancora una volta la nostra parte, a dare ancora una volta il nostro aiuto, il nostro supporto al bene comune dell'isola, non senza un aiuto degli altri settori e un aiuto della politica. Oggi siamo qui non per celebrare, io non vorrei fare questa, però vorrei riportare una curiosità, una cosa che mi ha molto colpito parlando con degli agricoltori amici del programma di Unidos, del ruolo di Mauro e della sua lunga battaglia in questi anni e chiedendo loro che cosa li avesse interessato, da che cosa erano attratti di questo programma. Uno molto candidamente
mi ha risposto, non so bene che cosa sia il programma di Unidos per l'agricoltura, però io di Mauro Pili mi fido e io non posso che condividere questa affermazione. Grazie Mauro. Grazie Luca. Grazie cuore di Luca.